Buonasera dal Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, qui da Udino Baggio per Roploz ad offrirvi la seconda giornata del campionato di Serie C1 Regione Veneto, la sfida tra Union Diavoli e Montello Futsal. Si comincia, è Bertoni a dare il via al calcio d'inizio per la squadra ospiti. Allarga subito da Leandrino. Leandrino lo punta, prima occasione. Va via Portaluri, l'allarga, il tocco dietro, parte la conclusione di Pavanetto, alta. Largo da Leandrino a cercare sempre il dribbling. Leandrino si accenta, poi lo scarico per lascia scorrere il portiere. Va al tiro, Righi capisce tutto, riparte in contropiede. Righi, è libero anche Pavanetto servito, incrocio. Tocco per Righi, la deviazione che favorisce la ripartenza di Leandrino. Leandrino 1 contro 1, Spagnuolo si oppone. La Torre, il controllo, il tocco della difesa in maglia bianca. Simonettina spallata, un rimpallo, la palla resta viva, arriva la Torre! Fa esplodere il pubblico di fede giallo-nera. Il numero 9, Marco La Torre, 1-0. Leandrino, Beltrame su di lui. Leandrino si accentra, va dalla parte opposta, la palla messa dentro. Va da Bonazzo. 1 contro 1, Bonazzo si accentra, tenta la conclusione deviata, ancora Leandrino, deviazione. Leandrino, solo due uomini al limite dell'area. Leandrino, la palla dentro, se lo perde la difesa, ma non conclude a rete il capitano, quindi contropiede dalla parte opposta, subito la conclusione. Beltrame, un uomo a terra, Beltrame va in percussione, è libero dalla parte opposta, La Torre, servito, salta il portiere, al posto giusto nel momento per trovare la prima soddisfazione personale. Tanto Leandrino sulla sinistra, palla dentro, deviazione, mette out la difesa, poi arriva dare lungo da Leandrino che è partito, Leandrino servito, Leandrino spara alla porta, Leandrino si gira, ne salta uno di fronte al portiere, Cucchiaio non scende abbastanza, ancora Leandrino, c'è in mezzo anche Panziera, rimessa, toccata subito, veloce da Bertoni che va alto. Ancora lo scarico per Bertone, la conclusione, il tocco, palla invece messa dentro da Leandrino che si gira e come sente la porta il giocatore in maglia 10 si torna sul risultato di parità. Spagnolo, porto da Pavanetto la perde e ne approfitta Andrea Panziera, 2-1 Montello in meno di 30 secondi. Due su di lui, cerca la palla in mezzo rischiosa, Coppe, intervento prodigioso di Spagnuolo. Mignola, La Torre e Righi, parte Righi, si allargano i due, servito Mignola dentro, col mancino, è una splendida partita al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, 2-2. Protegge Bertoni, di lui La Torre, Bertoni lo scarico, Nicolati un controllo, Nicolati conclusione, deviazione, palo e Leandrino. Fa 3-2 Montello, ancora un'altra rete, è sempre Leandrino a segno. Alla parte opposta per Mignola, intelligente la lettura del capitano, Coppe, avanza sulla tre quarti. Coppe va! Con deviazione, il Montello trova il gol del 4-2, beffato Spagnuolo. Coppe la protegge. Poi siamo sulla sinistra, con Leandrino di fronte al portiere! Cucchiaio splendido di Leandrino, ci aveva già provato nel corso del primo tempo. Finisce qui, suona la sirena al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe. Union Diavoli 2, Montello Futsal 5, con uno splendido Leandrino che consegna la seconda vittoria stagionale ai suoi.